Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera. Il buon seme, i Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati a questo appuntamento di infofriulitv.net. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1852 tamponi molecolari sono stati rilevati 83 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,48%. Sono inoltre 1181 i test rapidi antigenici eseguiti, dei quali sono stati rilevati 17 casi. I decessi sono 7, i ricoveri in terapie intensive 37, quelli nati ai reparti 286. I decessi complessivamente ammontano a 3.671, i totalmente guariti sono 87.295, i clinicamente guariti 5.306, le persone in isolamento 7.942. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.537, tra questi anche 1.159 provenienti da fuori regione. Restiamo in tema pandemia, adesso ci spostiamo a Trieste perché quest'oggi è arrivato, per la precisione a Palmanova, il generale Figliuolo, che è il commissario di governo in merito alla pandemia. Allora andiamo a sentire le dichiarazioni rilasciate dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Governatore Federica, la visita oggi del generale Figliuolo e del capo dipartimento Curcio in regione autonoma del Friuli Venezia Giulia. Sono state fatte delle domande, ma sono state date delle risposte importanti oggi. Sì, prima di tutto sull'arrivo dei vaccini, con anche una programmazione. Adesso ovviamente aspettiamo documentazione, però ci ha dato la certezza che possiamo andare avanti in modo importante con la campagna vaccinale. Oltre a questo, quando riusciremo a raggiungere a livello nazionale una copertura sufficiente degli over 65, potremo aprire le agende dagli over 30 in poi. Quindi vuol dire di fatto arrivare a gran parte della popolazione italiana, e io penso che nel giro di poche settimane si potrà raggiungere questo obiettivo. Oltretutto la copertura vaccinale del Friuli Venezia Giulia, certificata anche dal generale Figliuolo rispetto alle categorie oggi interessate, è tra le più alte in Italia. Questo ovviamente in base all'adesione, quindi è importante oltretutto che sempre più cittadini aderiscono alla campagna, quindi oggi chi può vaccinarsi degli over 60 e chi non l'ha ancora fatto è giusto che lo faccia, perché più copriamo, più ci difendiamo e prima possiamo riaprire. Soddisfazione anche per le parole espresse, per l'organizzazione, per la struttura, per la presentazione dei dati. Soddisfazione perché il capo dipartimento e il generale Figliuolo hanno detto che questa regione può essere un modello. Sì, perché devo dire abbiamo sempre cercato di procedere in modo molto puntuale e preciso. Abbiamo sempre evitato la politica degli annunci e abbiamo invece lavorato su dati concreti e reali, e per questo penso che stia anche la forza, perché poi su una dati a disposizione veri può organizzare bene la campagna vaccinale rispetto invece magari a delle enunciazioni fine a se stesse. Noi abbiamo operato in questo modo, vogliamo andare avanti in questa direzione e sono convinto che il Friuli Venezia Giulia sarà fra le prime regioni a raggiungere gli obiettivi prefissati. Adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca, ci trasferiamo a Pordenone. Due rumeni di 39 e 44 anni, protagonisti di una rissa ieri sera a Pordenone. I due in evidente e constatato stato di ubriachezza venivano alle mani per futili motivi. Il più anziano dei due colpiva l'altro con una bottiglia di vetro, procurandogli una forte contusione. Sul posto la volante della questura e un'ambulanza giunta dal vicino nosocomio. Il ferito veniva accompagnato al pronto soccorso cittadino, dove gli veniva diagnosticata una prognosi di 4 giorni. Il secondo invece portato in questura, dopo gli accertamenti di rito passava la nottata in camera di sicurezza. Visti i precedenti penali su tutti e due i soggetti, il questore di Pordenone ha predisposto per loro il foglio di via obbligatorio dal territorio nazionale, sanzionandoli per ubriachezza molesta. Siamo tornati in zona gialla, speriamo di restarci, come si dice in questi casi. Chiaramente le scuole sono riaperte, allora il riepilogo nel servizio. È ripreso regolarmente oggi lo svolgimento delle lezioni in presenza al 70% nelle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia dopo il passaggio in zona gialla.
A riferirlo sono la direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame e la segretaria regionale dell'Associazione Nazionale Presidi Tassan Viol. Non ho ricevuto notizie dai miei colleghi, dice Viol, quindi è un buon segno e vuol dire che è andato tutto bene. L'auspicio è che l'organizzazione resista all'assalto del virus non ancora domo. Il vero nodo da sciogliere è stato quello del trasporto in sicurezza degli studenti verso le scuole, per il quale è stata prevista una capienza al 50% e un rafforzamento delle corse a livello regionale. Ogni provincia si è poi organizzata in modo diverso in base alle esigenze del territorio. A Udine e Gorizia è stato imposto il doppio turno d'ingresso alle 8 e alle 9 e uscita alle 13 e alle 14. Pordenone ha invece mantenuto quello unico, mentre a Trieste si è optato per uno scaglionamento degli ingressi tra le 7.45 e le 9.15. Parliamo di CNA per quanto riguarda il super bonus in particolare, per dire che confidiamo che siano prive di fondamento le indiscrezioni su una modifica a ribasso del super bonus 110%. Depotenziare questo strumento sarebbe un clamoroso autogol. Piuttosto bisogna semplificare norme e procedure in modo da renderlo più efficace. E quanto sottolinea il presidente regionale della CNA del Friuli Venezia Giulia, Nello Copetto, rilanciando la richiesta di prorogare l'incentivo a tutto il 2023. Il super bonus 110% rappresenta lo strumento più efficace per la riqualificazione energetica degli edifici in funzione degli obiettivi di riduzione delle emissioni e al tempo stesso è una molla importante per l'intera filiera delle costruzioni. I consumatori e le imprese hanno più che mai bisogno di certezze e stabilità delle norme per poter programmare gli interventi di riqualificazione. Per questo da tempo sollecitiamo una proroga a tutto il 2023 con l'ampliamento degli incentivi anche agli immobili strumentali. E adesso cambiamo argomento e ci trasferiamo in montagna sullo Zoncolan. Vi abbiamo già aggiornato nel corso del pomeriggio novità per quanto riguarda non solo lo sport ma lavori in corso. Allora, in attesa del Giro d'Italia, andiamo a vedere com'è la situazione per quanto riguarda le strade. Assessore Bini, fra meno di un mese il Giro d'Italia arriverà con la tappa sullo Zoncolan, che in questo momento è pieno di neve, ma il suo sopralluogo quest'oggi è proprio per capire a che punto siamo con i lavori di sgombro. Sì, oggi ho voluto davvero fare un sopralluogo, rendermi conto a che punto siamo. Mi sono confrontato con Promoturismo, gli operatori Gatti stanno lavorando alacremente al fine di rendere questo importante, bellissimo piazzale, l'arrivo di questa tappa sullo Zoncolan pronta per il Giro d'Italia. Insomma, oggi mi sono goduto un po' le montagne e soprattutto lo Zoncolan, un posto meraviglioso. Io ho detto benvenuti in paradiso perché guardate, oggi c'è una giornata di sole bellissima, cielo terso, tanta neve ancora e tanti, devo dire anche tante persone incontrate in sicurezza, tutte mascherinate, che però insomma non hanno resistito nel volersi godere queste bellezze. Quindi pronti per accogliere il Giro d'Italia, pronti per rendere al Giro d'Italia e agli spettatori, milioni di spettatori che il Giro d'Italia ha non solo nel nostro paese, una location meravigliosa pronta all'uso. Quindi possiamo dire ai tantissimi tifosi che sicuramente come ogni anno arriveranno nei pressi dell'arrivo che è tutto a posto, nonostante la neve si sta lavorando alacremente. Work in progress, ma ci faremo trovare pronti al momento X. Bene, ecco, questo è tutto per quanto riguarda questa pagina informativa. Chiaramente vi terremo aggiornati nel corso della serata con video, notizie, flash per quanto riguarda la cronaca, altrimenti vi diamo appuntamento poco prima della mezzanotte, per la precisione dopo le 23, per gli aggiornamenti con Linea Notte. Grazie ancora per la visione e all'ascolto e buona serata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.